Carolina, buongiorno. Allora, io so che tu hai una frenzola che purtroppo tiene le abitudini che quelle hanno. Però te la cito un miliardo di volte che questi panni spassi non le metti, scorre tutto a basso di me, hai capito? Allora, ordo evitare che cosa vanno a finire, non ha mai a finire. Fammi una cortesia, vi regagnano poco abitudine, ok? Carme, buongiorno innanzitutto, perché comunque quando uno araba lui dice buongiorno, hai capito? Prima di tutto. Io tengo i panni a span, prima tu orologio a span, o stendi, non lo tengo, quanti volte da azzarisci? Scusa, è tutto l'ambiente sempre, ogni volta mi fa questo, ogni volta... A respawn sti panni, a respawn, mi ha fa capire. Ora, il buongiorno si vede del mattino e a me mi hanno imparato a essere una persona educata. Ma se giustamente va a garra più barcone, ma il corpiere fuori e mi fongo perché sta tutta la roba, a parte il fatto che voglio sapere che lava sti panni, che ferrini come che, ferrini, hai capito? E poi se non tiene ostentino, posso spendere tutti questi soldi, tu ti fai messi, sai capire, le unghie e tutte queste cose di estetismi. Perché non spiega un attimo 5 euro fattiente e attaccato un futente stantino, che senza offesa lo posso accattare pure io. Allora, sentite signora Carme, prima di tutto mettete un po' la lingua a posto. Io vi porto rispetto perché siete anziani e voglio portare rispetto, però fino a un certo punto. Capito? Se i panni mi fetano, è grazie a voi che mi ti da fare la fondazione, ti da fare i cazzofola a basso, io fumo va a finire vicino ai panni miei, e i panni mi fetano. Hai capito? No? E che si fa? E per piacere non ci facciamo sentire pure la gente in palazzo, perché io figure in merda presso a voi non ne voglio fare. E chiama bella. Niente pizzeria, anzitutto, un rispetto, tutto sto rispetto, non lo bevo e ti parla così perché uno dovresti essere mamma, ma ringraziando a Maronna tu sei mamma perché con una figlia come te non c'è come essa messa nome. E poi secondariamente a cosa, io a frunacella faccio una volta ogni tanto e tengo pure cose per compigliare la coppa, o fumo assorbenza che non va a finire il piano di coppa, hai capito? E poi se tu non facci sta bellello con l'amministratore quando viene tutto non stavi a te ne accorgissi e tu qua ti menti mi dicessi Carmele per cortesia vuoi menare un po' che il fumo un po' che più là, hai capito? Quindi cortesemente chiudiamo sta situazione e prima un attimo espandere sti panni da un'altra parte, va a espandere dalla stanza di bagno, va bene? Che dall'altro lato affaccia una sisinella che quella è sorda, dice che è scema e non capisce niente, hai capito? Io mi tengo all'amministratore. E che darà sta conferenza? Sto sonnendo, Carmente, ma parliamo a qua, tu ci preoccupare, sto sonnendo, ma avrallo. Bene, caro lui, ti sta pensando che ci mettiamo paura, qua. Mezzo che teniamo un'età. Sì, caro, aspetta a porta aperta, fammi presto, sì, sto aspettando, cicci, cara, perché Non sei alla mia altezza, io c'ho troppa classe, tutto sente troppo forte, sei uno scubettino, stai sicuro che pure io saggio per trascina? Per me ma che succede? Non sto quieta, manca a casa mia, io mangio spasso corrente, rimane sposa figliezzi Maria.